Benvenuti alla prima puntata del cinegiornale dei ragazzi del Vittorio Veneto Film Festival. Attraverso i nostri servizi giornalistici vi racconteremo a modo nostro il festival. Iniziamo subito con ieri sera. La linea alla collega Valentina Forlin. Ieri sera, presso il Teatro La Ponte, si è aperta la quarta edizione del Vittorio Veneto Film Festival con i saluti del direttore Elisa Marchesini e i concerti dei Tam Tando e Aniché. Un buon inizio per un'edizione ricca di grandi eventi. Per sapere cosa succederà in questa edizione del festival, la collega Tania Rossi ha incontrato il direttore Elisa Marchesini. Come sarà questa edizione del Vittorio Veneto Film Festival? Ci sono tante cose che i ragazzi faranno, da vedere film, a incontrare personaggi importanti, a poter giocare all'interno di questa cittadina che è Vittorio Veneto. Avranno modo di fare tante cose e 4 giorni intensi. È stato difficile organizzare questa quarta edizione? Beh, sicuramente come tutti gli eventi molto importanti e che fanno incontrare tante persone, perché più di 1000 ragazzi, più di 50 ospiti, più di 200 adulti. Chi viene perché crede in questo progetto. Tanti ospiti, tanti film e soprattutto tanti eventi. Quando è iniziato questo lavoro? Ho fatto una scuola di grafica all'Istituto Europeo di Design. Diciamo, nel mondo cinematografico abbiamo iniziato a fare delle pagine pubblicitarie per una casa di produzione cinematografica. Sono circa 25 anni che facciamo questo lavoro, per cui siamo riusciti un po' a lavorare un po' con tutti. Quale locandina ti è piaciuta? Un po' tutte, quella più che ci ha dato maggior prestigio e quindi è quella forse più conosciuta, è quella di Caro Diario di Nanni Moretti. Ma cosa ne pensano i professori e i ragazzi? Ce ne parla Arianna Pesce. Lei è una professoressa che ha accompagnato gli alunni al Vittorio Veneto Film Festival. Che cosa ne pensa? Penso sia un'occasione, un'esperienza molto utile per i ragazzi, sia dal punto di vista culturale che per il rapporto, per le riflessioni fra di loro, per gli argomenti che vengono trattati. Ma io direi lodevole a dir poco, perché è un'iniziativa interessante che dà luce ad una città come Vittorio Veneto che ha bisogno proprio di questi tipi di sprint, di iniziative. Che cosa ti aspetti dal Vittorio Veneto Film Festival? Di conoscere nuove persone, di fare amicizie, di capire come funziona il cinema. Mi aspetto buoni film e anche dei personaggi interessanti. Di divertirmi e di vedere un buon cinema con dei bei film. Oltre al workshop di regia c'è anche quello di fotografia di Rosa Marignello. L'ha incontrata Inge Pasetto. In che cosa consiste il workshop che sta realizzando? Diciamo che partiamo dai fondamenti della fotografia in maniera molto pratica, che è proprio la prassi per un workshop, e poi ci occupiamo di foto di eventi per mettere in evidenza ciò che accade durante un festival, quindi con i vari photocall, il red carpet, così come funziona nelle grandi manifestazioni di cinema. Francesca Di Gianbernardino, art director di Technicolor, è stata avvicinata da Petra Enrico. In cosa consiste l'art direction? Ci occupiamo prevalentemente dei titoli del film, di quelli che sono tutte invece i Blu-ray, DVD, e poi io faccio un lavoro diciamo abbastanza particolare nel mondo, che è quello dell'art direction nel versioning dei film importanti che noi vediamo al cinema. Penso che il lavoro dell'art director non esiste da solo, esiste nella misura in cui esistono gli altri. L'attrice della prima giornata è stata Emanuela Grimaldo, intervistata da Jenny Francescato. Come è nata la sua passione per la recitazione? Ah, ecco, bella domanda. Dunque, guarda, da piccola in realtà io volevo fare la scrittrice, la ballerina, la suora missionaria, e poi non sono riuscita a fare niente di questo, però ho fatto un mestiere che
riassume un po' tutte queste caratteristiche, anche perché scrivo, perché ci si muove in scena e perché a fare gli attori si è anche un po' missionari. Va. Che difficoltà hai incontrato nell'interpretare il ruolo di Ave nella famosa fiction Un medico in famiglia? Guarda, difficoltà, diciamo che il ruolo era molto bello. Quando ho fatto il provino, già mi è arrivata la scena, ho detto questo è un bel personaggio, perché aveva in sé sia le caratteristiche della commedia, quindi un personaggio solare, spiritoso, che portava allegria, però aveva anche i suoi momenti con il figlio, dei momenti drammatici, quindi la possibilità di lavorare su varie corde dell'emozione. Speriamo di avervi raccontato al meglio la prima giornata del Vittorio Veneto Film Festival. Da Romano Antonio e i ragazzi, l'appuntamento è a domani.